Giorno 2, quindi mercoledì, celebriamo la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Oltre alla celebrazione così formale, l'azienda e il Dipartimento di Salute Mentale e la neuropsichiatria infantile nello specifico ha pensato di dare concretezza all'assistenza ai ragazzi che hanno queste patologie, anche se la parola patologia non dovrebbe essere utilizzata, giusto? A questi disturbi dello spettro autistico. E per cui abbiamo pensato proprio di accelerare tutti quei processi organizzativi che portano a dare una risposta capillare nel territorio a questo disordine. Ed in particolare abbiamo voluto far vedere qui la cartina perché abbiamo organizzato, oltre ai centri di diagnosi precoce di Agrigento e Sciacca che erano già presenti pubblici, anche abbiamo accelerato le convenzioni con le strutture che abbiamo accreditato per l'assistenza e con la metodologia ABBA in 9 centri, come vedete dislocati, sono quelli azzurri, dislocati su tutto il territorio della provincia di Agrigento. Abbiamo anche dei centri diurni, sempre privati, che abbiamo accreditato, dislocati anche questi, uno in zona centro ad Aragona, uno nella zona orientale Canicattì, uno nella zona occidentale a Menfi. In più, per rendere ancora più capillare l'assistenza, abbiamo costituito delle mini equip territoriali, che quindi sono delle equip itineranti che gireranno il territorio andando a raggiungere quelle famiglie che sono distanti più di 40 km dal centro più vicino, così come previsto dalle linee guida nazionali, per l'area di Ribera, Agrigento e Licata. Questa è una rete che non possiamo dire l'unica, ma penso che sia tra le più organizzate, soprattutto come distribuzione territoriale. Ho preteso questa cartina proprio perché così si ha l'idea di come noi abbiamo affrontato questo argomento, facendo non solo chiacchiere e festeggiamenti, ma anche dal punto di vista organizzativo dando delle risposte. Le signore, le dottoresse che vedete qui con noi sono le dottoresse che sono state assunte all'interno dell'ASP proprio per dare risposte, sono dovute inserite nelle equip territoriali e sono psicomotriciste e logopediste per riuscire a fare questa piccola squadra che possa intervenire su una popolazione che oggi è di circa 700 assistiti, ma se dovessimo calcolare la incidenza epidemiologica secondo gli standard nazionali sono 1 ogni 77, il calcolo, se fate dividere il numero degli abitanti dovrebbero essere circa 6.000, quindi probabilmente dobbiamo slatentizzare un bisogno che c'è e che noi assistiamo intorno al 20%.